Istituto Gallo oggi un importante momento formativo con un incontro con il gruppo internazionale di ristorazione alberghiero L'Adler. Sì, è un incontro diciamo molto importante per i nostri ragazzi perché dà l'opportunità di conoscere un'eccellenza del territorio dove è possibile, una volta completato il ciclo di studi, trovare una sistemazione che dia veramente la massima realizzazione professionale anche ai ragazzi. È un'eccellenza del territorio perché è organizzata in maniera chiaramente impeccabile, inserita in un contesto paesaggistico straordinario che è quello di Siculiana, della costa di Siculiana, ma molto importante anche l'organizzazione, i servizi che vengono a essere offerti e la passione con cui si lavora per far sì che l'ospitalità alberghiera sia dalle nostre parti, nella nostra provincia, è veramente un motivo di attrazione dei numerosi turisti che vengono nel nostro territorio che, diciamocelo pure, è vocazione turistica, quindi ha necessità di eccellenza anche in questo campo. Ho accolto assieme al collegio con entusiasmo l'invito da parte del direttore dell'Adler di iniziare un percorso che oggi vedrà questo incontro, ma nelle prossime settimane vedrà un lavoro dei nostri ragazzi come PCTO, come alternanza scuola-lavoro all'interno della struttura, un lavoro che li porterà proprio a contatto, diciamo, a lavorare sul campo in modo tale da imparare quelli che sono, non dico i segreti del mestiere, ma tutti quegli aspetti che fanno di un lavoro un'autentica passione. Quanto è importante questo accordo per diciamo, il vostro settore, per gli alunni del Gallo con un gruppo così prestigioso che è quello dell'Adler? Allora, questa è un'opportunità importantissima per la nostra scuola, in particolar modo per i nostri ragazzi, andare a creare questo rapporto con una struttura così prestigiosa che ha una sensibilità, un'attenzione riguardo il territorio, infatti cerca di promuovere i lavoratori che sono all'interno del proprio territorio e non solo i lavoratori, e quindi li va a intercettare all'interno degli istituti alberghieri formandoli e quindi dandogli gli strumenti di creare dei futuri professionisti che si sappiano destreggiare in un modo eccellente all'interno di alta ristorazione, ma anche promuovono il territorio a 360 gradi, infatti promuovono i prodotti a chilometro zero e quindi per diciamo, la nostra provincia è una manna dal cielo questa mentalità, questa filosofia di promuovere diciamo, la sicilianità. E nello stesso tempo bisogna dare merito che hanno realizzato una struttura spettacolare che si è inserita in un contesto ambientale senza deturparlo, anzi lo ha valorizzato e quindi per noi docenti e anche il nostro dirigente in particolar modo è entusiasta di dare questa opportunità alla nostra scuola e di andare a braccetto con questa struttura nel formare il futuro cittadino siciliano e professionista che opererà nel settore turistico alberghiero. Ci può essere un inserimento un domani di questi alunni del Gallo presso la struttura, ma non solo di Siculiana, ma abbiamo visto come stanno facendo vedere nei filmati anche in tutta Europa. È già dall'anno scorso che noi interagiamo con il gruppo Adler, siamo stati ospiti, li abbiamo invitati anche a scuola e da lì abbiamo creato una convenzione che speriamo possa portare i frutti che tutti abbiamo cercato di creare. Loro prioritariamente cercano personale, ma non è un problema solo dell'Adler, non è un problema nazionale. Sì. Oggi la figura dell'addetto alla ristorazione è un po' latente per diverse sfaccettature. Però l'Adler è un nome, è un marchio, abbiamo visto le strutture che loro hanno, diciamo, posizionate nel nord Italia e centro Italia, hanno investito qua al sud valorizzando e diciamo, portando una risorsa che per il territorio è un qualcosa di importante.
e la loro idea è quella di interagire con le scuole, gli istituti professionali alberghieri, in modo tale da creare, formare e inserire nei loro contesti, che possano essere del sud o del nord Italia, e poi farli ritornare nella sede diciamo, dove sono stati formati, con un'idea a 360 gradi che vada diciamo, a creare quella che è la nuova forma di ristorazione e una nuova forma di accoglienza sul territorio.